Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, vediamo subito come erano gli attori Gianni Yaman e Demet Özdemir da bambini, ma non dimentichiamoci del cast dei suoi colorati personaggi. Ecco le foto delle star della nostra amata soap turca, dei Dreamer, le ali del sogno, prima di diventare famosi. Vediamo il prima e il dopo di Gianni Yaman, com'era da bambino. Il nostro fantastico Jean de Witt, che in The Dreamer interpreta il ruolo di un affermato fotografo che ama l'avventura e ha trascorso gran parte della sua vita a viaggiare nei luoghi più selvaggi del mondo. Ecco il prima e il dopo di Demet Özdemir, com'era da bambina. La bellissima attrice che interpreta Sanem Aydin. L'infanzia di Demet è stata molto simile a quella della scrittrice Sanem, trascorsa in una periferia dove c'era grande libertà e un grande spirito di comunità. Demet era una bambina molto ribelle e poco femminile, grande, appassionata di danza e poco incline ad accogliere consigli materni. Ecco il prima e il dopo di Leyla, com'era da bambina. L'elegante attrice interpreta Leyla Gin, sorella di Sanem. La bella segretaria, a differenza di Sanem, non ama tanto le manifestazioni di affetto e preferisce ragionare a lungo sulle questioni amorose prima di lasciarsi andare alla passione. L'attrice condivide con Leyla una passione, quella per il canto, infatti la vediamo fin da piccola con il microfono alla mano. Andiamo al prima e dopo di Ayan, com'era da bambina. Interpreta appunto Ayan, la migliore amica di Sanem e sorella dell'affascinante Osman. Nella soap è uno dei personaggi più divertenti. L'attrice è molto attaccata alla famiglia, così come Ayan che stravede per il fratello, ed è un personaggio frizzante e ironico anche nella sua vita privata. Andiamo al prima e dopo di Deren, com'era da bambina. L'attrice interpreta la neurotica e ambiziosa Deren, che si è presa una cotta per il suo capo Jean de Witt. Proviene da una famiglia benestante e ha un gusto unico per la moda. Dalla foto scopriamo che sin da bambina l'attrice ha una vera e propria passione per il taglio di capelli a caschetto. Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!